Sul Cippo che a Marghera ricorda la tragedia delle foibe da molto prima che la legge nazionale istituisse una giornata dedicata, la corona d'alloro viene posata da 2 bimbi delle scuole veneziane a simboleggiare il passaggio alle nuove generazioni di ricordi dolorosi ma irrinunciabili. 10 anni fa partecipavamo a delle iniziative appena dopo l'istituzione della giornata del ricordo, abbastanza contenute, con pochi partecipanti, magari anche con qualcuno che era infastidito da queste persone attorno a monumenti o attorno a luoghi in cui si ricordava la strage delle foibe. Quanto tempo è passato da appunto qualche anno fa a questa parte? Il giorno del ricordo, riflette il presidente della municipalità Gianfranco Bettin, è ancora il vissuto di persone e comunità a noi vicine, con le quali manteniamo un rapporto vivo al di là di ogni rituale. Mai più si deve ripetere un'occasione in cui quello che di volta in volta è il nemico o il debole diventa il capro espiatorio di tutto. Dall'Associazione degli Esuli Giuliani, Fiumani e Dalmati il punto definitivo sulle polemiche dei giorni scorsi attraverso le parole pronunciate a Roma dal presidente Mattarella. Tra le vittime italiane di un odio comunque intollerabile, che era insieme ideologico, etnico e sociale, vi furono molte persone che nulla avevano a che fare con i fascisti e le loro persecuzioni. Tanti innocenti, colpevoli solo di essere italiani, impiegati, militari, sacerdoti, donne, insegnanti, partigiani, antifascisti. La verità storica, come ricordava anche il Presidente del Senato Casellati proprio ieri, è più forte di qualsiasi ideologia e negazionismo. A tenere vivo il ricordo con poesie e canzoni i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Grimani di Marghera.